pomeriggio, ben trovati. Torna dopo un mese di sosta, di pausa estiva, il nostro approfondimento dopo il telegiornale, il nostro Sicilia 24 Focus. Nell'ultima puntata di agosto ci eravamo lasciati con la musica, con l'intrattenimento, con l'auspicio di un'estate che sarebbe stata prevalentemente all'insegna di un po' di relax per tanti dei nostri telespettatori. E purtroppo alla ripresa di questo nostro appuntamento ci ritroviamo a parlare di tematiche che hanno a che vedere con la cronaca di questi ultimi tempi, una cronaca che in qualche modo ci fa parlare di Catania come di una città non sicura. Abbiamo raccontato di sparatorie, abbiamo raccontato di fatti violenti fino al culmine di un recentissimo omicidio accaduto in una zona centralissima della città. Obiettivo sicurezza, è davvero così difficile da raggiungere? Cercheremo di analizzare questa parola importante per la città di Catania con gli ospiti di oggi. Saluto in studio con me Tommaso Vendemmia, che è segretario provinciale SIAP Catania. Parliamo dunque del sindacato degli agenti di polizia. Molto importante ovviamente la presenza della polizia sul territorio. Peraltro oggi SIAP è stato protagonista di un picchetto, mettiamola così, di una manifestazione proprio alla prefettura di Catania per fare rimostranze su quelle che sono le carenze dell'organico in particolare e non solo. Ne parliamo tra poco, ma mi collego con un magistrato che conosce benissimo il nostro territorio e lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione oggi, il magistrato e il dottore Ignazio Fonzo. Buon pomeriggio Fonzo. Buonasera, grazie. Allora, partiamo proprio da lei, partiamo da Catania, questa città che lei conosce molto bene per il lavoro che svolge in modo assolutamente encomiabile, con grande attenzione, e vorrei in qualche modo fare qualche passo indietro. Dottore Fonzo, a una sua disamina estremamente intelligente, oculata, del caso Catania, no? Del territorio catanese, una disamina che è legata a qualche anno fa, ma che certamente non può che riproporsi in questo tempo storico. I grandi successi della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia, di quella sinergia meravigliosa che vedeva tra l'investigazione, poi l'azione ovviamente dei processi che mandavano in carcere tanti responsabili dei crimini nella nostra città, si sperava potesse fare piazza pulita, e per tanti anni è sembrato che così fosse, di quegli elementi in grado poi di autorigenerarsi, e purtroppo l'autorigenerazione è accaduta. È così, dottore Fonzo? Intanto io ringrazio per l'invito a parlare di questi argomenti che sono molto attuali, e mi sforzerò di non fare populismo in nessun senso. Lei ha richiamato un intervento che io feci su una rivista giuridica qualche tempo dopo i fatti dell'agosto del 2020, quando ci fu a Librino un cruento conflitto a fuoco tra organizzazioni criminali che fecero riemergere drammaticamente il problema delle attività delle consorterie mafiose nel nostro territorio. La cosa che rileva in modo particolare è questo che io osservai, che malgrado gli sforzi fatti nei decenni precedenti, alla fine il fenomeno mafioso non si è estirpato e sradicato. Sarebbe stato probabilmente, pur a fronte della famosa frase di Giovanni Falcone, che la mafia, come qualunque elemento naturale, ha un suo inizio e avrà una sua prossima fine. È chiaro che nel corso del tempo evidentemente alcuni aspetti di vaccinazione, usiamo questo termine che in questo periodo è un po' abusato, contro il malaffare, il crimine, non si sono evidentemente manifestati. Perché? Perché probabilmente, ma questa è ripeto, una mia idea, la risposta esclusivamente giudiziaria non è sufficiente, così come neanche quella investigativa. Certo. Perché l'una e l'altra intervengono sempre dopo la consumazione di un reato, e anche quando si arriva alla individuazione dei responsabili di quel reato è chiaro che
quando non si tratta di condanne alla pena dell'ergastolo, quindi al fine pena mai, e su questo potremo tornare, prima o poi questi soggetti rientrano nei loro territori di appartenenza, e questo negli ultimi anni si è verificato. Al contempo si è allo stesso modo verificato che generazioni di giovani, chiamiamoli generazione Z, come si chiamano adesso, millennials, chiamiamoli come vogliamo, non sono stati, come dire, insensibili e immuni dalla fascinazione del male, e quindi hanno preferito, usiamo questo termine, indirizzarsi verso attività delittuose piuttosto che su attività, diciamo, normali, usiamo questo termine un po' così semplicistico. E a questo dobbiamo aggiungere che a fronte dei problemi generati dalla grande criminalità ci sono poi quelli della piccola, minuscola criminalità, quella che si percepisce quotidianamente e che sono purtroppo presenti non solo nella nostra città, ma a leggere le cronache qualche giorno fa su Palermo, oppure anche in grandi città del nord con il fenomeno dei cosiddetti Maranza e così via, che probabilmente richiedono un'analisi che non sia solo giuridica e giudiziaria, ma sociologica, antropologica, un po' più approfondita, per capire il perché si continua a avere questi fenomeni. Allora, è indubbio che non è un problema da nulla, è indubbio che non è un problema che si risolve da soli, no? Non c'è soltanto una fetta, possiamo dire, in grado di risolvere un problema ampio come questo. La possibilità la speranza della sicurezza è un intreccio di fattori, no, dottore Fonso? È una collaborazione. È importantissima la collaborazione sul territorio della polizia, delle forze di polizia, che oggi, ne parliamo subito, entriamo subito nell'argomento, hanno gridato le loro difficoltà e lo hanno fatto a Catania. Oggi c'è stata una manifestazione che abbiamo seguito e io dunque sono qui con Tommaso Vendemmia a chiedere perché siete scesi in campo in questo momento, tra l'altro particolare, in cui si chiede tanto, no, da parte dei cittadini nei confronti della polizia, perché vi guardano tutti con la speranza di essere più sicuri. Sì, intanto la ringrazio per l'invito e saluto tutti i telespettatori. Ringrazio anche il dottor Fonso per la disamina che ha fatto, perché effettivamente ha un filo logico che ci riconduce poi a questo. Noi manifestiamo perché il questore di Catania, che con impegno ha cercato di fare di Catania un territorio sicuro, cerca tutti i giorni, spreme i propri uomini e funzionari, non ha un riscontro effettivo da parte del Ministero degli Interni, che sembra abbia dimenticato il territorio catanese. Un territorio catanese che, come diceva poco fa il dottor Fonso, è importante sotto il punto di vista della macrocriminalità e dei processi che i giovani tendono a costruirsi attorno a questo tipo di fenomeno, anche perché in questa città, ovviamente, non lo dico io ma lo dicono un po' tutti, non ci sono molte attrattive per i giovani, quindi o fai questo o fai quell'altro, insomma è quasi una scelta obbligata. Molti quartieri sono rimasti senza nessun controllo, sia istituzionale che non solo delle forze di polizia, perché basti pensare che è stato tanto richiesto il commissariato di San Cristoforo, ma oggi il commissariato di San Cristoforo ha appena 8 agenti, cioè dobbiamo anche far comprendere che la sicurezza sì ha un costo, sì, e quel costo non è una spesa inutile, è un costo per i cittadini che pagano tutti i giorni sulla propria pelle. Quindi la sicurezza si fa investendo nelle telecamere, investendo in tutti quei processi che servono per aiutare le forze dell'ordine a poter fare il proprio lavoro. Oggi ci ritroviamo con un apparato di polizia, parlo della polizia, non parlo dei carabinieri perché ovviamente non ho i dati, però con un apparato di polizia che è sotto organico, mancano 500 uomini. Scendiamo nel dettaglio, certo. Vendemmia, quanti siete esattamente? Noi, allora, nella provincia dovremmo essere 2500, ma siamo poco meno di 2100, forse 2000. Quando parlo di forze di polizia provinciali io metto i commissari distaccati, i sezionali, il reparto mobile, il reparto pensioni crimine. Io le faccio un esempio: il reparto pensioni crimine, che è una struttura della polizia che serve proprio per la prevenzione del territorio,
è sceso da 60 uomini a 30 uomini, quindi da 30 pattuglie che facevamo se ne fanno solo 8. E il reparto mobile di Catania, che è quello che gestisce gli eventi, diciamo, su piazza, è sceso da 180 operatori a 90, ma la cosa più importante che mi ricollego al dottor Fonso è quella della squadra mobile. Gli investigatori catanesi da 200 uomini sono scesi a 120, cioè abbiamo tutta una ristrettezza di personale di polizia. Ma è stato un lento, diciamo, una lenta diminuzione di forze, o è comunque questo un problema che riscontrate da tanto tempo, da tanti anni? Cioè proprio questo tempo è difficile per voi? Questo in particolar modo, perché noi da tanti anni non riceviamo assegnazioni nuove qui a Catania da parte del Viminale, perché sono stati destinati altrove, sicuramente in posti più importanti, sicuramente, però la città catanese ha una sua atipicità, cioè oltre ad avere la microcriminalità, che sono i reati predatori, quelli che poi cioè, danno fastidio al quotidiano, al cittadino, quello che poi gli incutono l'ansia, il timore di uscire, oppure la paura che possa succedere qualcosa da un momento all'altro. Poi abbiamo anche la macrocriminalità, cioè quella che cerca di fare leva sul territorio con il racket delle estorsioni, con la droga, le piazze di droga, dove poi si spara per intimidire alcuni esercizi pubblici a commettere un qualcosa. Ecco, andiamo a questi fatti recenti. Dottore Fonso, allora si spara, lo vediamo nuovamente il dottore Fonso, se è collegato, perché in questo momento non lo vedo. Sì. Eccolo qua. Sì. Allora, cosa è successo in questi giorni a Catania? Perché noi abbiamo chiaramente sentito il procuratore Curcio, abbiamo parlato ieri con il prefetto. Quegli episodi, diciamo, non considerando ovviamente l'episodio culmine di questo omicidio, peraltro ricordiamoci accaduto in pieno giorno, con una signora che passava con i sacchetti e questo signore col coltello che girava, insomma tutta una percezione particolare di un qualcosa che poteva diventare ancora peggio, ma nella notte si esplodono colpi contro le saracinesche. Ora, questa cos'è? Che tipo di azione è, dottore Fonso? Io non so quanto tempo ho. No, poco, purtroppo lo so, poco. mi rendo conto, lo dicevo come battuta. Certo. Il problema è complesso. Il problema è, come diceva giustamente il segretario Vendemmia, ci sono problemi strutturali delle forze dell'ordine che dovrebbero essere destinate a compiti, diciamo, tra virgolette, più rilevanti, compiti investigativi e poi anche a compiti di ordine pubblico. E purtroppo sono diciamo tutti e tre i corpi con carenza di organico notevole. A questo si aggiunge la paurosa carenza di organico che ha il corpo della polizia municipale, che solo di recente si è rimpinguato perché è stato espletato un concorso che ha consentito, credo, l'assunzione di un centinaio di giovani, ma che tengono ancora però la struttura sotto organico rispetto a quello che era, diciamo, intorno agli anni 90, che era di circa 900 uomini, mentre oggi sono molto meno della metà. Metta che questa è la nostra città, limitiamoci alla nostra città, è una città un po' particolare, basta anche un po' leggere diversi organi di informazione. Intanto c'è una distinzione da fare tra il centro e chi risiede al centro e chi invece sta in periferia. Diciamo che sono due ambiti della popolazione che, usiamo un eufemismo, non dialogano, e quello che riguarda i quartieri periferici probabilmente alla stragrande maggioranza, lo dico con amarezza di chi sta nel centro della città, interessa poco. Chi vive nelle periferie si sente un po' emarginato. Si sviluppano una serie di come dire, anticorpi dall'uno e dall'altro lato. Certo. Si aggiunga che per sua struttura il catanese, diciamo che è un po' alieno dalle regole. E quando si verifica per esempio un'attività o da parte delle forze di polizia o da parte dello stesso amministrazione comunale, che secondo me è commendevole, e comincia anche da parte di alcuni organi di stampa il cosiddetto benaltrismo, per cui se si cerca di cominciare ad applicare le regole, che possono sembrare banalità, ma banalità non sono, nella circolazione stradale, nei parcheggi,
diciamo, smaltimento dei rifiuti, e si grida, diciamo così, alle vessazioni da parte dell'autorità costituita, dicendo che bisognerebbe occuparsi di altro. Però se ci si occupa di altro, poi ci si lamenta che invece non vengono poste le adeguate attenzioni a questi aspetti che ho detto prima. Quindi un po', come dicevo all'inizio, un po' di populismo giudiziario o sociologico, antropologico si fa un po' da tutti i settori, diciamo così, dell'opinione pubblica. Bisognerebbe concentrarsi su alcuni concreti aspetti. È stato detto prima anche dal segretario Vendemmia, nei quartieri popolari. Nei quartieri popolari bisognerebbe riportare l'orgoglio di appartenere a quella comunità, sentir dire, che questo si usa dire, da parte di chi vive in periferia, scusate il termine dialettale, sto calando a Catania, è significativo di una mancanza di identificazione che determina poi tutti quei comportamenti, quando ci sono le bande minorili, che vengono a pettine agli onori della cronaca. Nello stesso modo disagi occupazionali, disagi di gente che ha bisogno di essere aiutata. Io leggo e constato e rimango come cittadino, neanche come magistrato, spesso molto perplesso. Da un lato ci si lamenta e ci si duole del degrado di alcune aree del centro storico, per esempio del Corso Sicilia. Da un altro lato c'è chi non vuole essere aiutato, o se si fa in modo di, diciamo, non eliminare il disdoro, perché io non lo voglio indicare come tale, ma di cercare di far sì che i senza tetto e chi ha necessità non rimangano all'addiaccio, ma si cerca di non allontanarli, ma per porli in condizioni migliori. Si grida anche allo scandalo, a contestare queste iniziative. Dottore Fonso. Quindi lei capisce che diventa molto difficile. Sì, mi scusi, mi sarei dilungato. Lo so, è che lei ha ragione, perché poi il tema oggettivamente prende molto e ci allarghiamo anche alla questione legata insomma, al decoro, alle condizioni di vita di alcune persone. Io devo fermarla però perché abbiamo una pausa pubblicitaria e torniamo tra un attimo. Seconda parte di Sicilia 24 Focus con il dottore Ignazio Fonso in collegamento, e qui con noi Tommaso Vendemmia, segretario provinciale del SIAP di Catania. Allora, le disamine che riguardano la città di Catania ovviamente non possono stare dentro questi nostri pochi minuti, dottore Fonso. È fuori di dubbio. E mi scuso per la lunghezza. No, lei non si deve, sono parole preziose le sue, sempre e comunque. Detto ciò, però, io vorrei cercare di parlare di quello che poi è la percezione, così è stato detto anche recentemente da istituzioni interpellate, la percezione di sicurezza, che non è una sciocchezza. La percezione della sicurezza è quel qualcosa che permette alla gente di camminare per strada tranquilla. Adesso io sto ricevendo tanti messaggi da parte delle persone che ci stanno seguendo e il problema resta quello. Il problema resta che magari passeggiando nelle strade di alcuni luoghi della città di Catania, non il Corso Sicilia, neanche la Via Etnea, altre zone della città, ci si guardi attorno in modo circospetto con grave angoscia e non si veda una pattuglia. E questo non perché la pattuglia non vuole passare. La sensazione di vedere la pattuglia è qualcosa che al cittadino dà un po' di serenità. Dottore Fonso, ne conviene? C'è un problema importante di assenza per mancanza di forze? Esiste? Assolutamente sì, e mi pare che lo ha detto Vendemmia, ecco, e l'ho ribadito anche io, perché ci sono o il corpo della polizia municipale o le altre forze di polizia con dei consistenti vuoti di organico che evidentemente non consentono di organizzare un servizio di pattugliamento come richiesto sostanzialmente dalla cittadinanza. Bene. E chiedo a Vendemmia di confermarmi questo. E questo è così?
Sì, ci sono due aspetti. La prevenzione del territorio viene fatta dalle cosiddette pattuglie che noi chiamiamo volanti o gazzelle. In questa città nel 2012 si è fatto un piano coordinato del territorio per la collaborazione fra Arma dei Carabinieri e Polizia, dividendo la città in 3 spicchi. Sì. 2 spicchi alla Forza di Polizia della Polizia di Stato, 1 spicchio per i Carabinieri. Questi 3 spicchi fanno una rotazione ogni turno H24, cambiando le posizioni delle varie pattuglie. Qual è il problema? Nel 2012 avevamo 12 volanti sul territorio su 2 spicchi di città e circa 4 gazzelle su un altro spicchio di città. Oggi non so quante gazzelle ci sono, ma non credo saranno 4, però so quante volanti ci stanno, sono 5. 5 su 2 spicchi significa 2,5 per ogni spicchio. Questo ovviamente automaticamente fa cadere quello che è la percezione di sicurezza, però oggi si parla di percezione di sicurezza, di insicurezza, però non si va con i numeri. Ora, è chiaro che l'autorità di pubblica sicurezza snocciola numeri, statistiche. Sì. C'è un calo di reati, abbiamo fatto questi arresti, abbiamo fatto questo. Però io voglio sottolineare che la percezione di sicurezza non si vede sul calo dei reati, perché la gente magari non denuncia più. La Cartabia ha ridotto di gran lunga la procedibilità d'ufficio e quindi lei deve andare a querelare. il dottore Fonso, vedo annuire. Questo ovviamente fa parte anche di un'attività della magistratura che è oberata di lavoro, perché ormai i dissidi tra persone si risolvono con le querele, si inonda i palazzi di giustizia di attività di polizia giudiziaria, quando una volta il dissidio magari veniva risolto dalla polizia o dai carabinieri. Il problema che per esempio pongo io e ho posto al rappresentante del prefetto questo pomeriggio è quello di rivedere il piano coordinato, perché Corso Sicilia è successo un episodio bruttissimo, io ancora penso a quella signora che è passata, perché ho visto nelle Esattamente, era immagini. quella a cui mi riferivo. Innanzitutto per i posteggiatori abusivi, che non è un fenomeno. No, perché adesso, dottore Fonso, adesso coinvolgiamo anche il dottore Fonso su questa cosa, cioè il problema della città sembra diventato che ci sono i parcheggiatori abusivi. Adesso io sto ricevendo una quantità di messaggi abbastanza monotematici su questa cosa. Mi dà una sua visione su questo argomento, per favore? Cercherò di essere tra l'altro sintetico. Sì, necessariamente. Il problema esiste e purtroppo esiste perché diventa fastidioso, usiamo questo eufemismo, vedersi avanzare richieste di denaro, possibilmente anche da chi ha parcheggiato a pagamento su strisce blu, da parte di soggetti che poi, se non provvedi a corrispondere quanto richiesto, possibilmente ti danneggiano l'autovettura. Quindi siamo ai limiti di altro reato molto più grave e così via. Bisogna però anche dire che bisogna dire le cose come stanno. Probabilmente alcuni provvedimenti che vengono adottati, che sono stati istituiti, cioè i cosiddetti DASPO amministrativi e così via, e divieti, non danno il risultato che si era prefigurato, perché chi viene, come si suol dire, brutto termine, daspato o multato, torna nuovamente a svolgere questa attività. E l'episodio dell'altro giorno, per cui si è iniziata questa trasmissione, è significativo. 2 soggetti che hanno litigato con purtroppo un esito letale, ed erano 2 soggetti che volevano, diciamo così, svolgere un'attività che non è consentita dalla legge. Ma purtroppo, come ho detto all'inizio, non sempre tutto è risolvibile per via giudiziaria, e in questo caso, a meno che non si verifichino questi gravissimi episodi o dei tentativi di estorsione, è difficile poi, se non impossibile, perseguire chi svolge questa attività. Dunque diciamo che l'attività importantissima, per la quale bisognerebbe veramente fare l'impossibile per le nostre città, noi siamo a Catania, ma avete detto bene, insomma abbiamo raccontato le difficoltà sulla sicurezza di tantissime altre città dell'isola, parlando appunto della nostra regione, Palermo in testa, non possiamo assolutamente negare, però bisognerebbe sicuramente avere certezza di un rafforzamento di quelle che sono le attività di prevenzione, no? Mi sembra di capire che la prevenzione sia
fondamentale, cioè il cardine, dottore Fonso, è vero, no? Cioè la prevenzione, ma la prevenzione forse, dottore Fonso, sta anche nella tutela, nell'attenzione di quelle zone della città a cui lei fa riferimento in questo suo bellissimo articolo che ho letto di qualche anno fa, dove c'è questa attrattiva del potere del male, no? Di questi ragazzi che poi rappresentano una percentuale più alta di abbandono scolastico, cioè tutto parte da un'attività complessa di prevenzione che tiene conto anche di questo, è così? Direi che è proprio così, e poi ci sono due tipi di prevenzione, quella generale e quella speciale, no? Certo. E quella generale, tornando a quello che si diceva prima, è chiaro che se ci fossero le risorse, non 6 volanti, gli spicchi come diceva prima Vendemmia, giustamente, se ci fossero enormi possibilità, ci vorrebbero 2 volanti per quartiere, 2 volanti per zona, e un continuo pattugliamento, far sentire un'assoluta presenza delle forze dell'ordine, di polizia in quei quartieri o nelle zone della cosiddetta movida e così via. E già questo servirebbe molto da deterrente, ma bisognerebbe investire, spendere. Cosa che mi sembra di capire non è proprio nell'ottica prioritaria. È prioritario, l'investimento è prioritario, non è di destra e di sinistra. È un investimento che va fatto sulla città, va fatto dal comune con l'assunzione dei vigili urbani che sono fondamentali per il controllo cittadino, va fatto con l'assunzione di poliziotti e carabinieri per poter continuare ancora quest'opera. Il problema dei parcheggiatori io lo vedo come un problema risolvibile, basta mettere dei vigili di quartiere, abbiamo risolto il problema nelle zone dove stanno i parcheggiatori. E anche lì, dicevamo, con Fonso non sono sufficienti. Ma non sono sufficienti, non sono neanche formati. Allora che cosa facciamo? Li sostituiamo con i poliziotti. Se un poliziotto deve andare a fare i controlli dei parcheggiatori abusivi, significa che non farà il suo lavoro di prevenzione dei reati in genere. Le statistiche, come dicevo prima, si sono abbassate tantissimo, quindi i reati sono in calo, ma non perché ci sono i reati in calo, ma perché le statistiche e le denunce si sono abbassate. Ecco, lo diceva ieri al nostro microfono il neoprefetto Signoriello, no? I dati dicono questo, e che però diceva altrettanto che di fronte a certi atti bisogna che ci sia una reazione pronta, e per essere pronti bisogna esserci, cioè bisogna essere nel numero giusto. Quello che ho chiesto io oggi al viceprefetto, al capo di gabinetto. Sì. La città è controllata con questo sistema coordinato. Ho detto ritorniamo al vecchio sistema, perché lì dove non c'è la polizia perché è impegnata al codice rosso, perché abbiamo anche questo fenomeno purtroppo del codice rosso che a noi distrae le pattuglie per ore, lì passano i carabinieri. Oggi questo non succede più, perché se manca la polizia non ci stanno i carabinieri che sono in un'altra zona, quindi lasciamo libere queste pattuglie, cerchiamo di fare un coordinamento reale sul territorio con una sala operativa unica che possa gestire le pattuglie sul territorio, perché è vero quello che diceva il dottor Fonso, ci vorrebbero 2 volanti per quartiere, sicuramente sì, ma può essere anche una volante e una gazzella, anziché essere solo 2 volanti o solo 2 gazzelle, cioè questo è il concetto. Certo. E un'altra cosa, il cittadino oggi, per poter lamentare una percezione di insicurezza, a chi si deve rivolgere? Perché se chiama il 112 risponderanno solo se è un'emergenza. Alla questura manca l'ufficio rapporti con il pubblico e quindi non sappiamo questa percezione, tranne che non gli rimane che denunciare. No, tra l'altro la gente, lo dico ai miei 2 ospiti, molto spesso dice ci vuole l'esercito, no? È successo recentemente a Palermo, durante quest'estate abbiamo raccontato ovviamente anche della presenza del ministro Piantedosi proprio a Palermo, ma alla fine dei giochi, insomma, poi diciamo di sostanziale non è uscito fuori niente. Ricordiamo che l'esercito può avere semplicemente una valenza di, come dire, presenza sul territorio, dissuasiva, mettiamola così, no? Ma non è che adesso l'esercito può agire in altro modo. Dottoressa, io non le dico che lei giornalista deve fare la dottoressa, deve fare la giornalista. L'esercito ha una funzione ben definita, solo in Italia si è uscita fuori questa cosa delle strade sicure, che sicuramente sarà stata anche una percezione positiva, ma non credo che oggi se parlo col cittadino vedendo l'esercito ha una percezione di sicurezza. Però a proposito di questo, sì. Siamo praticamente al termine. Volevo leggervi questo messaggio che è arrivato da un'ascoltatrice, una telespettatrice. Buon pomeriggio carissimi, posso dire solo una cosa: quando vedo dei poliziotti mi sento sicura. Vi racconto
noto una cosa: ieri sera nel mio rione io e i miei figli abbiamo visto tante macchine della polizia, eravamo incuriositi ma nello stesso tempo eravamo contenti. Ecco, io dico sempre, lo dicevo prima, dottore Fonso, quando mi ferma una pattuglia per un controllo, per una cosa, dico sempre grazie. Grazie per il lavoro che fate. Allora, io penso che la maggior parte della gente, la maggior parte dei cittadini vive questa cosa in questa maniera, cioè vive con gioia la possibilità di vedere un'azione. Ma è mai possibile che questa cosa non possa essere colta come un'esigenza primaria delle nostre collettività? E chiudiamo, dottore Fonso, che dobbiamo fare? Beh, però mi permetto di dire, non per polemica, quello che dice lei è condivisibile, però ricordiamoci anche che quando si sono verificati degli episodi di inseguimento, per esempio, di soggetti che si erano sottratti all'ALT delle forze dell'ordine e purtroppo con esiti, ahimè, letali per gli inseguiti, sono sorte polemiche di altro genere, perché non solo Catania, il nostro è uno strano paese sotto questo profilo, uno strano paese. Lei adesso mi sta dicendo che ci sono persone che sono contente di vedersi più auto della polizia. Bene, spero che però nel momento in cui dovesse accadere qualcosa non si facciano ragionamenti di segno opposto. Però scusi, dottore Fonso, mi perdoni un'osservazione, però queste stesse persone che sono felici di vedere le pattuglie non credo che si potrebbero rendere protagonisti di azioni No, io non dicevo questo, io dicevo che però poi sorgono polemiche non da parte di queste persone, in generale, anche da parte, per esempio, degli organi di informazione, no? Cioè bisogna decidersi un po', ci vuole questo maggior controllo con tutto quello che ne consegue, ma non è che si può pretendere che ci sia questa attività capillare di controllo e poi, come ha detto, secondo me, mi assumo io la responsabilità di quello che dico, non so Vendemmia cosa ne pensa, ma come disse un ex capo della polizia, non è obbligatorio l'inseguimento di chi si sottrae all'ALT e quindi limitarsi poi a prendere il numero di targa. La penso questo come è lei, guardi. Vendemmia, io non so come la pensa lei, La però penso questo come lei, diventa dottore, veramente la penso il come paradosso, diventa il paradosso. Sì, andiamo proprio lì, andiamo al paradosso. Poi tutto viene demandato al solito, come sempre avviene in questo paese, alla valutazione della magistratura, e non è questa la soluzione, lo dico da magistrato. Certo. Quando tutto viene demandato poi alla valutazione del giudice, si fa soltanto una forma di scarico di responsabilità, e questo non va bene. Ciascuno si deve assumere le sue responsabilità. Beh, intanto cerchiamo di dare aiuto a quelli che chiedono. È giustissimo, guardi, su questa cosa mi sembra che li annuiamo in tanti in questo studio. Dottore Fonso, siamo veramente ai saluti, mi hanno detto chiudi, grande così, diversi minuti, però questo è un tema veramente importantissimo, per cui io vi rimando alle prossime 10, 15, 20 puntate, perché poi ci sarebbero anche tutte quelle cose che sono legate alle organizzazioni criminali, alle piazze di spaccio, sono tutti argomenti talmente ampi e talmente complicati da racchiudere in una puntata che veramente io vi chiedo veramente la collaborazione nei prossimi mesi per poter parlare, perché parlare è molto molto importante. Chiudo col saluto di Don Alfio Carbonaro, parroco al villaggio Sant'Agata, che ringrazia tutti gli organismi di sicurezza, polizia, carabinieri e polizia locale, perché anche se in carenza di organico e con difficoltà ci sostengono e garantiscono la nostra sicurezza. E con questo grazie dottore Fonso per la sua illuminata visione di questa città difficile, e grazie naturalmente a Tommaso Vendemmia per questo appuntamento con noi. Sicilia 24 Focus torna domani alle 14:30. Buon pomeriggio. Grazie a voi, buonasera.